Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Biancavilla arresti domiciliari per il direttore commerciale illegale di un supermercato, accusati di pagare i 37 impiegati 700-800 euro al mese per 65 ore di lavoro alla settimana, senza ferie né riposi. Sequestrata la società che vale 3 milioni. Nell'Agrigentino 5 arresti, 2 in carcere, 3 i domiciliari per un presunto giro di mazzette negli appalti pubblici, coinvolti un ex assessore e alcuni imprenditori. 13 gli indagati e per gli investigatori truccata anche la gara per i primi lavori per rinnovare la rete idrica Colabrodo di Agrigento. Catania era in carcere per mafia e droga affiliato alla cosca dei Cappello. Considerato il re dei trafficanti, aveva 13 case, un ristorante, 4 auto e pure una ludoteca per bambini. Gli investigatori gli hanno sequestrato tutto, beni per 3 milioni. A San Giovanni da Punta un progetto dell'azienda sanitaria punta a offrire una seconda possibilità a chi, affetto da disturbi psichici, ha commesso reati. Maltempo, mattinata di calma apparente a Catania con turisti indomiti nel centro storico, pioggia torrenziale ad Agrigento, caos a Messina per una fake diffusa nelle chat di classe, annunciava la chiusura delle scuole per oggi, invece regolarmente aperte. Il sindaco Basile, irresponsabili, li scopriremo. A San Cataldo, nel Nisseno, morto dopo 7 giorni di agonia il giovane operaio caduto dal tetto di una palazzina. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Cinema, Ester Patano e la giudice Francesca Morvillo, moglie e vittima con il marito Giovanni Falcone nella strage di Capaci. Francesca e Giovanni, dice l'attrice catanese, volevano cambiare Palermo e il mondo. Calcio, il Catania è eliminato dai play-off. Ai rossazzurri non basta la vittoria in trasferta sul Pescara per passare il turno. L'obiettivo diventa adesso la programmazione del futuro. Ben trovati. Lavoratori sfruttati in un supermercato del Catanese a Biancavilla, 2 arresti e sequestro da 3 milioni. Scoperti 37 dipendenti sottopagati, senza ferie e riposi. Per il procuratore di Catania Curcio, l'estremo bisogno ha limitato la loro possibilità di scelta. Roberta Lunghi. Lavoravano per 1,60 euro l'ora per 65 ore settimanali, 2 riposi al mese, turni massacranti, nessun rispetto delle ferie, oltre alla mancata sicurezza sul luogo di lavoro e omesso versamento dei contributi. Il triste scenario di sfruttamento era a Biancavilla, nel Catanese, dove la Guardia di Finanza di Paternò ha smascherato un sistema messo in atto in un noto supermercato affiliato alla grande distribuzione. Con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono stati disposti gli arresti domiciliari per il rappresentante legale e il direttore commerciale, sequestrata la società del valore di 3 milioni di euro, ora affidata a un amministratore giudiziario. Erano in 37 gli impiegati caduti nel vortice di un lavoro inaccettabile, ma accettato solo per la grave necessità, un punto sottolineato dal procuratore di Catania Francesco Curcio, per il quale lo stato di estremo bisogno economico ha limitato la loro libertà di scelta. L'inchiesta ha consentito di quantificare un'omissione nella corresponsione delle retribuzioni pari a 1,6 milioni di euro e il mancato versamento dei contributi previdenziali per un importo di 1,15 milioni di euro. A rendere più grave il quadro, la scoperta a carico del rappresentante legale della società di azioni di autoriciclaggio legate ai profitti illeciti ottenuti dallo sfruttamento. Lavoratori in nero poi scoperti dai carabinieri anche ad Acate, 12 su 12 presenti in un'azienda agricola, elevate sanzioni amministrative per 52.000 euro ed è stato poi disposto il provvedimento di sospensione dell'attività. Agrigento, un fiume di tangenti per pilotare appalti pubblici da milioni di euro. È quanto ha scoperto la procura, che ha fatto scattare 5 arresti e una raffica di perquisizioni
tra le province di Agrigento, Trapani e anche Catania. Davide Sardo. Appalti truccati in cambio di tangenti è quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Agrigento che ha fatto luce su un presunto sistema corruttivo ben radicato, capace di condizionare l'assegnazione di lavori pubblici per milioni di euro nelle province di Agrigento, Trapani e Catania. 5 le persone arrestate, 2 in carcere e 3 ai domiciliari. In cella sono finiti 2 imprenditori favaresi, Diego Caramazza, 44 anni, e Luigi Sutera Sardo, 58, volto noto della politica locale ed ex assessore e consigliere provinciale. Ai domiciliari Carmela Moscato, compagna di Sutera, sua figlia Federica Caramazza e l'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Ravanusa, Sebastiano Alesci. Secondo gli investigatori, in cambio di mazzette, alcune imprese si assicuravano l'assegnazione di appalti milionari. Tra questi la ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, finanziata con oltre 37 milioni di euro, ma mai avviata. Un'opera fondamentale per la città, dove in molte zone l'acqua arriva ancora a giorni alterni a causa di una rete vetusta e inefficiente. Nell'elenco anche la riqualificazione dello stadio Dino Liotta di Licata e i lavori sulla strada provinciale Salaparuta Santa Margherita di Belice. Altre 8 persone risultano indagate, tra loro l'avvocato Rosaria Bentivegna, Antonio Belpasso, entrambi di Catania, Giovanni Campagna, segretario dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro, e il sindaco di Maleto, il catanese Giuseppe Capizzi. Secondo la squadra mobile e la procura, si trattava di un sistema collaudato che aggirava le regole della libera concorrenza, sfruttando subappalti non autorizzati e canali clientelari. Decisive per le indagini anche le segnalazioni dell'ANAC. A Catania beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia a un esponente del clan mafioso dei Cappello. Attualmente detenuto, era considerato il re del narcotraffico in città. Emanuela Corsi. Era considerato il re del narcotraffico di Catania, coordinava e gestiva il traffico di droga e i rapporti con i fornitori, stringendo patti con le endrine per l'approvvigionamento di cocaina dal Sud America e con le cosche mafiose palermitane per la marijuana. Carmelo Scilio, detto Melo Aricchiazzi, esponente del clan Cappello, era finito in carcere lo scorso anno nell'operazione Devozione. Nel 2019, in un'altra operazione antidroga, la polizia gli trovò una corona tempestata di pietre preziose, simbolo del suo volersi imporre nel mondo del narcotraffico. Ora la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta congiunta della Procura e della Questura, ha emesso un provvedimento finalizzato alla confisca di beni per 3 milioni di euro, sulla base delle indagini condotte dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla squadra mobile della Questura Etnea, che hanno permesso di accertare non solo la pericolosità sociale di Scilio, ma anche l'ingente patrimonio accumulato negli anni e illecitamente acquisito. Tra i beni sequestrati ci sono 13 immobili, tra abitazioni, capannoni e terreni, 4 auto, un motociclo, un'attività commerciale attiva nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento dei bambini, 12 rapporti finanziari in fase di quantificazione, 9.600 euro e numerosi preziosi derivanti sempre dall'attività illecita. Nel porto di Messina è stato arrestato un maltese con 4 kg di cocaina nascosto in un furgone proveniente dalla Calabria. Nella strage di Monreale, costata la vita a 3 giovani di Palermo e per la quale continua la caccia ai complici dei 3 arrestati, è stata fondamentale per incastrare gli autori del triplice omicidio la coraggiosa denuncia di una ragazza. Ha fornito elementi decisivi per le indagini. È la fidanzata di una delle vittime. È un esempio per tutti. Adelaide Barbagallo. Il coraggio di dire e denunciare senza tentennamenti, con lucidità, in modo preciso i fatti di cui è stata testimone. La fidanzatina di una delle vittime della strage di Monreale è stata fondamentale per incastrare alcuni degli autori della mattanza costata la vita a 3 giovani di Monreale. 3 accusati di strage sono già stati individuati e si trovano in carcere. L'ultimo è Mattia Sconti, per la giudice Ivana Fassallo non ci sono dubbi, è il secondo giovane che ha sparato la sera del 27 aprile scorso. Nel proseguo delle indagini che hanno portato all'arresto di Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, si legge nell'ordinanza, emerge chiaramente il ruolo di Conti. Ha sparato mentre era in piedi e poi come passeggero a bordo della moto guidata da Acquisto. C'è la foto di gruppo consegnata dalla coraggiosa fidanzata di una delle vittime, che lo ritrae con il giubbotto bianco descritto da numerosi testimoni. Distrutta dal dolore per la perdita di una persona a lei cara, l'ha postata manifestando tutta la sua rabbia.
La ragazza era presente al momento della rissa, della successiva sparatoria e infine della fuga. La giudice ha riconosciuto il valore del gesto della ragazza, che ha reso possibile l'arresto di Conti, inchiodato anche dalle telecamere di sorveglianza, dai tabulati telefonici e dai suoi occhiali persi e ritrovati sul luogo della strage. Ma c'è anche un'altra foto postata su Instagram da un altro giovane. Il messaggio che l'accompagna è eloquente: chi a sinistra sparò e quello a destra portava il motore. Si cercano adesso gli altri complici. A San Giovanni La Punta, vicino a Catania, ha presentato un progetto dell'azienda sanitaria che unisce giustizia e salute mentale, con un obiettivo ambizioso: offrire una seconda possibilità a chi, affetto da disturbi psichici, ha commesso reati. Eva Spampinato. Curare, rieducare e reinserire. In Sicilia nasce un progetto che mette insieme salute mentale e giustizia per offrire una seconda possibilità a chi, affetto da disturbi psichiatrici, ha commesso dei reati. Parte tutto dalla cura, dalla casa, un'abitazione tranquilla e confortevole come questa. Siamo a San Giovanni La Punta, nel Catanese, che ospita 4 donne scelte come prime ospiti del progetto di co-housing promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania, con il cofinanziamento dell'assessorato regionale alla salute. Durante l'arco delle 24 ore al momento non sono mai sole. Abbiamo scelto questa ubicazione di casa al centro del paese in maniera tale che loro potessero iniziare anche ad uscire, iniziare realmente questa relazione nella società. Una sfida importante per psicologi, psichiatri e operatori, chiamati a valutare con responsabilità chi sia davvero pronto per un cammino di reinserimento, perché dare una nuova chance è un atto di umanità, ma anche un gesto che richiede equilibrio, rigore e attenzione. C'è un approccio scientifico molto rigido proprio per delineare dei percorsi possibili per persone come quelle che avete probabilmente visto anche in questa struttura, nel tentativo di recuperare una dignità di vita e un progetto di vita credibile e anche dignitoso. Oltre 120 professionisti sono già stati formati e 20 percorsi personalizzati sono in partenza. È un modo nuovo di erogare questo tipo di prestazione, quindi è un progetto in crescita, in progress. Sono già attive 5 co-housing nel territorio provinciale, a San Giovanni La Punta, Via Grande, Giarre, Bronte, Caltagirone. A Catania 2 giovani scafisti sudanesi sono stati fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ad aprile avevano guidato 2 gommoni con 125 migranti, soccorsi in acque maltesi da una ONG spagnola. Voltiamo pagina: Sicilia nella morsa del maltempo, mattinata di calma apparente a Catania, con turisti indomiti nel centro storico, pioggia torrenziale invece ad Agrigento, ma il vortice ciclonico farà sentire i suoi effetti solo nelle prossime ore. Tonino De Mana. Scrosci d'acqua di intermittenza, cielo nuvoloso, vento moderato e la sensazione che il maltempo a Catania, con il temuto vortice ciclonico, sia soltanto rimandato di qualche ora. Situazione diversa nell'Agrigentino, dove la pioggia a tratti torrenziale ha allagato strade, cantine e garage. È soltanto un anticipo dell'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia con allerta meteo di colore arancione. Scuole, parchi, ville e cimiteri chiusi a Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento e in diversi comuni della fascia ionica della provincia di Messina, con precipitazioni sparse per le successive 24 ore. Mattinata di calma apparente in centro a Catania, decisamente più vivibile e con meno auto in circolazione, conseguenza anche della chiusura delle scuole. Cancello chiuso a Villa Bellini e turisti indomiti con ombrelli impermeabili in via Etnea, in piazza Stesicoro, dove è rimasto aperto l'anfiteatro romano. C'è chi preferisce luoghi di culto come la chiesa di San Biagio, meglio conosciuta come Sant'Agata alla Fornace, e chi invece aspetta pazientemente sorseggiando un buon caffè. Speriamo che smetta di piovere. Lei di dov'è? Di Vicenza. Quindi lei è abituata a questa temperatura? Per me è quasi caldo. Sono scesa da Napoli per un giorno e quindi ho trovato giusto questo tempo meraviglioso ad accogliermi. Questo tempo mi ha spiazzato. È costretta a rivedere qualche piano? Esattamente, più di uno forse. Temperature in calo di 5-6 gradi, un miglioramento è previsto per sabato, ma il tempo sarà instabile anche domenica. Per precauzione chiuse alcune tratte ferroviarie, l'Ercara-Friddi Caltanissetta-Xirbi, Catania-Caltagirone e Caltanissetta-Modica. Soppressi i primi treni del mattino tra Aragona e Canicattì e tra Siracusa e Modica. Intanto stamattina è stato caos per il meteo tra gli studenti di Messina.
Non c'era nessun provvedimento di chiusura delle scuole da parte dell'amministrazione, ma nelle chat di classe, ieri sera, impazzava una falsa ordinanza che imponeva lo stop alle lezioni. Infuriato il sindaco Francesco Triolo. Le applicazioni meteo sullo smartphone, aggiornate di continuo, le chat di classe che esplodono di messaggi, lo sguardo rivolto alla pagina Facebook del sindaco in attesa di un'eventuale ordinanza di chiusura a scuola e la vita scolastica in periodo di allerta medio che a Messina ieri sera ha raggiunto uno dei picchi più assurdi e chi ve lo racconta oggi lo ha vissuto in prima persona. Riposti di zaini pronti per la gita a Lipari, saltata per la chiusura delle scuole nelle Isole Olie, si attendevano le decisioni per Messina, solo sfiorata dalle piogge. Mentre il comune fa sapere che le scuole resteranno aperte, comincia a circolare nelle chat di classe un documento PDF con tanto di intestazione, ordinanza sindacale numero 738, inoltrato più e più volte. In realtà un documento fake che, arrivato a conoscenza del sindaco, lo ha mandato su tutte le furie, costringendolo ad una smentita ufficiale. Basile l'ha bollato come un atto grave e irresponsabile che non solo crea disinformazione ma reca confusione tra i cittadini. Ora è caccia ai responsabili. A San Cataldo è morto dopo 7 giorni di agonia il giovane di 23 anni caduto dal tetto di una palazzina mentre era al lavoro. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Rita Cinardi. Non ce l'ha fatta Raffaele Bottalico, il 23enne di Sommatino che il 7 maggio scorso era caduto dal tetto di un immobile di San Cataldo in provincia di Caltanissetta mentre stava montando dei pannelli fotovoltaici. Il ragazzo, studente alla facoltà di ingegneria, stava facendo una delle sue prime esperienze lavorative quando, per motivi che dovranno essere ancora accertati dai carabinieri, è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, oltre che fratture e traumi al volto e all'addome, tanto che nell'arco di 24 ore era stato operato per ben 3 volte dalle equip di diversi reparti dell'ospedale Sant'Elia. Nulla hanno potuto però i medici contro un quadro clinico drammatico che non ha lasciato scampo al giovane. Ieri pomeriggio, dopo aver trascorso una settimana nel reparto di rianimazione, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi e già nel primo pomeriggio ha avuto inizio la procedura per consentire alle diverse equip dei centri che si occupano di trapianti di raggiungere il Sant'Elia e di eseguire il prelievo per tentare di salvare altre vite umane. Un gesto di grande civiltà e umanità, quello dei familiari distrutti dal dolore per un ragazzo pieno di vita, amato e ben voluto da tutti. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Le denunce di infortunio da gennaio a marzo sono state 1845, mentre nello stesso trimestre dello scorso anno erano circa 100 in meno. Catania svetta in testa alla classifica, seguita da Palermo e Messina, mentre Enna è all'ultimo posto. Con quello di Raffaele Bottalico i casi di morte sul lavoro salgono a 16 da inizio anno, un drammatico record che vede la Sicilia tra le regioni più colpite. Andiamo a Palermo, cambiamento culturale o grande flop? Sono molti i dubbi sulle nuove piste ciclabili nel capoluogo. Per tanti cittadini solo lamentele e polemiche. Marco Gullà. Spesi circa 8 milioni di euro per quelle che dovevano rappresentare un salto di qualità culturale per la città e invece in questo momento si stanno rivelando solamente delle corsie di un grande flop. Parliamo delle piste ciclabili a Palermo, in particolare in alcune zone periferiche della città, zona Aureto, Policlinico, Stazione Centrale e Università. Guardate queste immagini, le corsie riservate alle biciclette vengono sistematicamente invase da auto e moto. Inoltre molte corsie sono state create in zone periferiche dove c'è un grande traffico di auto e non mancano le lamentele dei residenti. Giuro che una bicicletta non l'ho visto passare, di quant'è che l'hanno messo, perché qua non è una cosa le bici, cose. Come commercianti il fatto dei posteggi delle macchine, le persone sono pure nei guai, non hanno dove mettere le macchine. Chi sta nei macchine non vanno a chiedere a posteggi, se non a chiamare sopra. È una vergogna, per me è stata una vergogna. Non ce n'è parcheggio, ma non è che sono strade queste secondarie. E poi il divieto di sosta, il divieto di transito. Un esempio di cattiva pianificazione in via Sebastiano Lafranca, a 2 passi dal Policlinico. Qui le piste ciclabili passano davanti a 2 officine e un gommista. E non manca anche l'ironia sui social. Se posso sapere non sono tutte queste biciclette che sta facendo tutte queste piste ciclabili, non sono tutte queste biciclette. Verrebbe da dire da green a grey, da verde a grigio, come il colore al momento di questo progetto. Cinema, esce oggi nelle sale Francesca e Giovanni,
Simona Izzo e Ricky Tognazzi, i registi, scelgono di raccontare la relazione tra Morvillo e Falcone, concentrandosi sulla sostituto procuratore. Protagonista l'attrice catanese Ester Pantano, oggi ospite di Buongiorno Sicilia, Roberta Lunghi. Giovanni, amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me, così come io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Piacere, dottoressa. Salute, salute. Prima il nome di Francesca, poi quello di Giovanni. Nel film Francesca e Giovanni, una storia d'amore e di mafia, diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, da oggi nelle sale in tutta Italia, si restituisce la giusta figura di Francesca Morvillo, che è sempre stata ricordata solo come la moglie di Falcone morta a Capaci. Ester Pantano è la sublime protagonista. È stata una grandissima magistrata, una sostituta procuratrice al carcere minorile Malaspina e una iperattivista appunto in quello che era il campo del far rinascere la periferia di Palermo e dare una possibilità a chi come eredità aveva soltanto la mafia, piazze di spaccio e sicuramente non un futuro roseo. Un amore, quello tra Francesca e Giovanni, attraversato da critiche e dall'idea di scandalo che il divorzio in quel luogo e in quel tempo scatenava. Si sono scelti, erano già sposati entrambi, hanno deciso di cambiare il loro partner e in questo cambio di ritrovarsi in questa unione di intenti e di volontà, di valori, di cambiare Palermo e il mondo. L'attrice catanese lancia alla fine un pensiero ai giovani, perché l'arte e anche questa storia vista al cinema li allontani da un certo smarrimento, da un tempo vissuto solo al ritmo dei social. Ci vorrebbe un po' un patentino per questi strumenti, perché proteggiamo i ragazzi dalla visione di alcuni film vietati ai minori, ma non ci rendiamo conto di quante cose vietate ai minori esistano appunto sui social. Condividete gli stessi ideali, la giustizia, la lealtà, la volontà di cambiare il mondo. Francesca e Giovanni, assolutamente da vedere. Breve pausa, tra poco per il calcio, la delusione Catania per l'eliminazione dai play-off. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio, il Catania è eliminato dai play-off, non basta la vittoria di Pescara per passare il turno, l'obiettivo diventa adesso la programmazione del futuro. Marco Carli. La partita dell'Adriatico racconta la stagione del Catania, tentativi di dare una svolta come i 2 gol che hanno portato al successo di Pescara, ma anche, guardando appunto alla stagione, come la seconda parte del campionato in crescendo. Oppure la constatazione che l'handicap, come lo 0-1 del Massimino con gli abruzzesi o nell'annata il ritardo in classifica accumulato fra novembre e febbraio, renda vani gli sforzi. Così succede che una squadra che ha vinto le ultime 6 trasferte consecutive finisca eliminata. Non basta il cuore, non basta la rete del vantaggio di Di Gennaro nella ripresa, perché il Pescara pareggia con Tonin, con le maglie della difesa etnea che si aprono mentre la squadra cerca il secondo gol. Un gol che arriva nel finale con la collaborazione del VAR, lo segna Montalto, ma è troppo tardi, finisce 1-2 e il resto è solo rammarico. Abbiamo provato a fare quello che ci ha chiesto il nostro allenatore, metterci tutte le energie possibili, buttare veramente il cuore oltre l'ostacolo e dispiace, adesso l'amarezza è tanta. Oltre ai gol, tanti altri tentativi in una partita senza esclusione di colpi, qualche sbavatura dell'attacco etneo e qualche parata importante di Dini. Prendiamoci un po' di tempo per riflettere quello che è stata la stagione e poi, come faccio sempre, ogni anno mi siederò con la proprietà e parleremo di tutto. Futuro dunque, quello di cui non ha voluto parlare Toscano, una parola che ora diventa la più importante. Martedì è arrivata l'offerta irrevocabile d'acquisto per Torre del Grifo, partire dalla casa coinvolgendo il mercato e le nuove figure in società, a breve previsto l'annuncio di Zarbano, sarebbe uno dei modi migliori per cominciare a disegnare un epilogo di campionato diverso rispetto a quello vissuto allo Stadio Adriatico. Palermo al lavoro per il primo turno play-off, rosanero obbligati a vincere sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Dionisi studia la formazione migliore da opporre ai campani. Marco Gullà.
Da ottavo nessuno ha mai centrato la promozione in Serie A, dati statistici che ovviamente pesano e che alimentano le perplessità sulle speranze di promozione del Palermo. Rosanero, che hanno chiuso la regular season all'8° posto, per centrare la Serie A nei prossimi playoff devono vincere almeno 3 partite su 5, a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Nessuna promozione è mai arrivata da posizioni inferiori al 5° posto e non è difficile capirne il motivo. Il regolamento favorisce giustamente chi ha ottenuto migliori risultati durante le 38 giornate di campionato. Rosanero, che lavorano in vista del match di sabato alle 19:30, Dionisi tornerà ad affidarsi ai titolari, con poi Giampaolo in avanti e poi Brunori e Segre sulla tre quarti. A centrocampo tornerà la coppia Blen Gomez, assente nella partita di martedì. In difesa Nicolao sarà squalificato e si farà il possibile per recuperare Magnani, attualmente alle prese con problemi muscolari. Tornerà titolare comunque Ceccaroni. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.